Il maltempo torna a sferzare il Veneto tra le 16 regioni d'Italia in allerta gialla. Tra i territori più colpiti ancora una volta il Vicentino. A Vicenza, per valutare la situazione dei fiumi in forte crescita, è stato attivato il COC, centro operativo comunale, nella sede della polizia locale. La piena è attesa per questa sera. A Montebello, a protezione della città e degli altri comuni a rischio allagamenti, nel pomeriggio è stato aperto il bacino di laminazione. Sull'Agno Gua, sempre nel pomeriggio, ha iniziato ad invasare anche il bacino di Trissino. Nel Bellunese sono diversi i tratti stradali chiusi per pericolo valanghe. La strada regionale delle Dolomiti al Passo Pordoi e ai piani di Falzarego, la strada provinciale del Passo Giau e quella del Fedaia, chiusa anche la strada della Roa che collega Lamon con Casteltesino per una frana. Nella Marca, gli uomini del SUEM 118 di Pedemontana Emergenza hanno soccorso un escursionista rimasto bloccato a 500 metri dal rifugio Bassano, Pieve del Grappa. Aveva lasciato l'auto in località Campocroce. A notarlo altri due escursionisti che hanno chiamato i soccorsi. L'uomo era in principio di ipotermia. Raggiunto, è stato portato al pronto soccorso di Castelfranco. Sindaci della Marca attivati sul territorio. A Farra di Soligo si è allargata ancora di più la frana di via Collagù, chiusa con un'ordinanza dopo le piogge dello scorso 28 febbraio. Ci vorranno mesi per riaprire la strada, conferma il sindaco Mattia Perencin. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nell'Asolano per alberi pericolanti e rami caduti. A Venezia il Mose funziona, dopo questa mattina tornerà ad alzarsi anche in serata. L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Veneto è prevista fino a domani alle ore 14.